Noi eravamo come dei fratelli, cioè noi fai conto ogni sera dopo il lavoro ci trovavamo sempre qua da lui nel garage e stavamo un po' insieme a bere due birrette, fare due chiacchiere, giocare alla play, comunque eravamo sempre insieme, però eh, è stato portato via. Non ce l'ha fatta Semiro Loman, 24 anni, vittima dell'incidente in cui è stato coinvolto in via degli Arditi a Moriago della Battaglia la notte tra il 5 e il 6 marzo. Lo schianto violento a tarda notte contro un albero. Gravissime sin da subito le condizioni di Semir, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Dopo 8 giorni di agonia, di lotta tra la vita e la morte, il cuore di Semir ha smesso di battere. Samir era un ragazzo allegro, sempre sorridente, sempre simpatico, non rompe le scatole, però è successo quel che è successo e siamo tutti un po' giù. Nato a Vidor, la famiglia originaria della Macedonia, arrivata in Italia alla fine degli anni 90, una famiglia chiusa nel dolore e nel riserbo, un via vai di amici e parenti per tutta la giornata nella casa di via Roma a 2 passi dal municipio, il cordoglio del sindaco cui la famiglia ha demandato il compito di farsi portavoce del loro momento di lutto, l'ultima volontà di Semir, donare gli organi. Era stata proprio una volontà del ragazzo che nell'ultimo rinnovo della sua carta d'identità aveva deciso appunto di fare questa scelta che io posso condividere, comunque è un bellissimo gesto. La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso anche Sandro e Stefano Spagnol, titolari del mobilificio di Mosnigo in cui il giovane lavorava. Abbiamo sperato fino all'ultimo che riuscisse a riprendersi, fanno sapere dall'azienda. Per noi è stato un colpo basso, lo ricordiamo come un gran lavoratore, sempre disponibile. Il lavoro è arrivato dopo aver frequentato l'istituto Scarpa di Conegliano nell'indirizzo elettronico. Il padre ha a lungo lavorato per un'impresa edile, la madre in un'azienda agricola della zona. Semir lascia un fratello e una sorella più piccoli.